la tua radio. Sono le 7:30. Va ora in onda la rassegna stampa. No, aspetta, volevo cominciare. Dov'è che è la pubblicità di Radio Popolare? Cioè, questi hanno addirittura i soldi per fare pubblicità sul Fatto Quotidiano. Guarda che bella. Facciamola vedere. Buongiorno Davide, buongiorno. Luigi, sei in onda. Cosa aspetti? Aspetto Stefano. Eccola qua, la pubblicità di Radio Popolare. E uno dice: ma chi cazzo è Luigi? E chi cazzo è Stefano? Dovete arrivarci, perché questi sono fan del ministro Giuli, Ogni radio è fatta dai suoi ascoltatori, ma Radio Popolare un po' di più. E quindi Luigi Ambrosio, ignorante, aspetta Stefano, te e tutti gli altri ascoltatori e ascoltatrici al giornale radio, capito? Radio Popolare non comincia senza di te. Ma è bella allora come fotografia, come immagine, no? Ti pare? Abbonatevi a Radio Popolare. Sammy Varin, l'unico che fa pubblicità alla concorrenza. Buongiorno gentili ascoltatori, cari ascoltatrici, buongiorno, sì. Sono arrivato, 7:29, qualche secondo in più e siamo alle 7:30. Buon mattino da Sammy Varin. Questa è Radio Libertà. Il bello di avere una radio e cercare anche di renderla un po' pop, popolare. Tu dici, no, non Radio Popolare, una radio che faccia informazione in maniera diversa, magari con un po' più di ritmo, magari con un po' più di allegria, cercando di sdrammatizzare le notizie del mattino. E allora, signori, diamo il buongiorno prima di tutto a chi ci ascolta da sotto le coperte, quelli che non rinunciano a stare al calduccio. Si sta ancora quasi bene, non è che c'è il gelo su Milano, però chi se lo può permettere, state a letto a dormire, anzi non a dormire, ad ascoltare Sammy Varin con la rassegna stampa di Radio Libertà. Il canale è il 252 del vostro televisore, non solo a Milano, non solo al nord, ma in tutta Italia. Spargete la voce, Liguria compresa, dove si vota questa domenica, questo lunedì. Mi raccomando, nei giornali oggi, almeno oggi, ne parlano del voto in Liguria. Negli scorsi giorni meglio non dirlo, perché sennò vince ancora il centrodestra. È vero. Buongiorno soprattutto ai coraggiosi che sono già in giro in macchina, andà a lavorare. E allora ricordate che Radio Libertà si ascolta in tutta Italia nella banda DAB della vostra autoradio, ma se non ce l'avete il DAB perché avete un'auto vecchina, tranquilli, si può scaricare l'applicazione di Radio Libertà nel vostro cellulare e collegare via Bluetooth il cellulare all'autoradio. Se non ci avete neanche Bluetooth, è la miseria, ragazzi miei, va bene, vi portate l'auricolare, collegate l'auricolare alle vostre orecchie attaccandolo al cellulare, è la stessa cosa, però è chiaro, se uno non c'ha Bluetooth bisogna pur sopravvivere. Buongiorno a chi ci segue dal computer, radiolibertà.net, buongiorno a chi ci segue sui social, che poi è la stessa cosa, avete in più il faccione di Sammy Varinone e chiaramente un guadagno, no? Buongiorno ai leghisti celoduristi, questa trasmissione va in onda anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, vai, e buongiorno naturalmente a chi ci segue qui dal citofono, perché abbiamo sempre uno solo di fan fuori, no? Infatti c'è sempre la polizia, carabinieri, esercito. No, non aprire, buongiorno, non aprire, perché non si sa chi arrivi. Io aspetto sempre Rizzo che ci dà una marcia in più se arrivasse qua. È richiestissimo ovunque sto Rizzo e soprattutto è candidato in Umbria, quindi non per la Lega purtroppo, e quindi non è il caso di parlarne più di tanto. Bando alle ciance, Sammy Varin aprirà le linee anche questa mattina intorno alle 9 per sentire i vostri commenti alle notizie chiamando 029294 7222, ma già da adesso potete inviarmeli i vostri commenti via WhatsApp al 340 6709 659.
679, memorizzatelo sul vostro cellulare perché è utile. 340 6709 659, mi arriva direttamente qui in computer il vostro messaggio, sia scritto che cantato, ma anche il video se volete, e lo trasmettiamo persino in televisione. Sì, mi tuffo, tu dici, continua a parlare, non leggi i giornali, cosa sei lì a fare? Per cosa ti pagano? Aspetta un attimo, leggo le ultime notizie dell'ANSA, Michel all'ANSA, Italia-Albania, non si temano le novità. Questo Michel è diventato assolutamente, ma è di Fratelli d'Italia questo. Ma da quando fai tutti questi complimenti? Penso che non dovremmo aver paura di guardare a modi operativi, modi concreti per essere più efficaci in termini di gestione della migrazione, ha detto il Presidente del Consiglio europeo, sottolineando che l'Europa ha un punto di svolta. Oh là là, che sviolinata per il governo Meloni. I love you, Michel. Negli ultimi anni non era un simpaticone, però no, mi piace, così ci piace assolutamente. I siti elettronici, il Corriere apre con la manovra, il canone Rai torna a 90 euro, la web tax dei colossi ora è per tutti, ma subito sotto la protezione civile di Gaza che dice strage nel campo profughi a Jabalia, 150 tra morti e feriti, naturalmente tutti terroristi per Israele. Repubblica apre invece con eccolo qua, Conte che licenzia Grillo, l'ex premier Beppe compromette l'immagine dei 5 Stelle e sulla comunicazione non ha fatto nulla. Chiaramente salutiamo gli elettori dei 5 Stelle, li vogliamo tra di noi. Sempre su Repubblica, Formigli, direttore Rai Corsini dà dell'infame al conduttore di Piazza Pulita, nervoso per i flop, azienda giudichi il video dell'attacco e chiaramente se vi interessa qualche cosa. La maggioranza già riapre la manovra, sapete, è arrivata in Parlamento e adesso ci sono gli emendamenti, guagliò, sugar tax, tasse, tagli di nuovo in gioco, gli emendamenti di Forza Italia e Lega, ma è giusto sia così, ogni volta è sempre così, lo diciamo perché ci sono sempre i malpensanti, ma intanto dai, prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, il Corriere della Sera apre con la manovra, fronte delle proteste e poi naturalmente le vittime sul lavoro, lo sdegno del Colle, la fabbrica chiude, parliamo naturalmente di ciò che è avvenuto alla Toyota, 850 operai a casa in quel di Bologna. Non vi sono parole, certo, non vi sono parole adeguate per esprimere l'allarme e l'angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando, per l'insufficienza della sicurezza per chi lavora. Così ieri il presidente Mattarella a Bologna per la Biennale dell'Economia Cooperativa, intanto proprio la bolognese Toyota Material Handling, dove hanno perso la vita 2 giovani operai, ha chiuso e messo in cassa integrazione gli 850 lavoratori. Mattarella per l'esattezza ha parlato anche di autonomia nella giornata di ieri e ciò ha fatto aguzzare le orecchie già lunghe di Sammy Varin, poi ve ne parlo. Sempre sul Corrierone, veti e diplomazia, così l'ONU è finita ai margini, editoriale di Paolo Valentino, che parla di Gutierre, dei BRICS e di qualcosa che mi avete anche richiesto negli scorsi giorni, perché il bello della rassegna stampa di Sammy Varin è che ci sono anche le richieste non musicali, ribadisco e disco riba, ma richieste di quotidiani, politici, editoriali che in qualche modo volete sentire o riascoltare. Assolutamente sì, qui serviamo anche per invogliare la gente a uscire di casa, quello assolutamente sì, per fare 2 passi e passare in un posto molto particolare che non so se vi ricordate che posto sia, l'edicola. Esiste ancora l'edicola, certo che esiste. Acquistiamo un giornale, magari ogni giorno uno diverso, magari anche fosse
scusate, non riesco a darvelo questo consiglio, il quotidiano Repubblica, perché no, che oggi apre con Bologna chiude la fabbrica della morte, la tragedia sul lavoro, con Mattarella che dice non ho più parole, ma l'intervistona di Repubblicona quest'oggi, naturalmente anche sulla consorella La Stampa, perché risparmiano quando intervistano qualche pezzo grosso, tra virgolette, se fanno metà per uno. L'intervista di spalla in prima pagina su Repubblica è a Spano, io vittima della destra omofoba, l'abbiamo capito, era tutta una questione di omofobia, ce l'abbiamo con i gay, noi che non votiamo PD. Conte licenzia Grillo, in centropagina su Repubblica, stop al contratto da 300.000 euro, il fondatore non molla, Casaleggio Junior resterà uno solo, ma di elettore. Colloquio con il leader del movimento, anche il ruolo del garante può sparire, non è un parricidio. Casaleggio è intervistato quest'oggi e avremo modo naturalmente di spiare che cosa si dice su Casaleggio. Ancora titoli, ancora quotidiani oggi in edicola, ma whatsappate al 340 6709 659 le vostre preferenze, le vostre richieste di quotidiano. La Stampa, anche qui, così sono morti gli operai della Toyota, ma di spalla anche una notizia secondo me ancora più terribile, soprattutto che il sindaco di Napoli dica è una cosa pazzesca, la faida dei ragazzini che insanguina Napoli. Saviano, immagini se non vanno a beccare Saviano, deve vendere libri, si deve pagare l'attico, sono le mafie, investono sui giovani, sì va bene, però a Napoli sta succedendo quello che è sempre accaduto, l'età media degli appartenenti alle organizzazioni, mi è partita la pubblicità, criminali è bassissima, dice un certo Roberto Saviano, un quindicenne ucciso a colpi di pistola, altri 2 minori feriti in una notte di fuoco e di morte. Ma la cosa più pazzesca, perdonatemi, è il sindaco di Napoli, che chiaramente è della Lega, che dice, rimane lì, è una cosa vergognosa, pazzesca. Oh, Guagliò, ma tu sei sindaco di Napoli? Ma queste cose le dovresti percepire sulla tua pelle, conoscere a memoria, cazzo! Come puoi rimanere... Sembri il nostro Presidente della Repubblica, quando hanno detto che la polizia è razzista. Ragazzi, ma voi ci vivete in queste situazioni? Parlo del sindaco, chiaramente il Presidente della Repubblica deve andare a questa inaugurazione, quell'altra, lo dobbiamo capire. Ma il sindaco queste cose le dovrebbe sapere a menadito, fa finta di non sapere, di non vedere. Spano, certo, spano anche sulla Stampa, spano di qua, spano di là, attacchi incivili contro di me. Qui non dice che siamo omofobi, che refuso brutto. Manovra stangata da 6.000 euro sulle detrazioni, nuovo cuneo fiscale, ecco chi ci rimette. Fammi cambiare il quotidiano, c'era l'itterizia io, d'altronde guarda che non sono io, qualcuno poi dice guarda leggi prima Repubblica, no, perché me li mettono così, hai capito? E sono in fila per 3 col resto di 2. Andiamo sul resto del Carlino, buongiorno, stanno arrivando i WhatsApp, buongiorno, mi fate una foto mentre pucciate il biscotto nel caffè latte, eroticamente buona la colazione di Sammy Varin, ma vi fate una foto anche mentre state guidando in coda, le code delle 7:40 sono interminabili, fatemela e inviatela al 340 6709 659, la faccio vedere a tutti la foto del vostro caffè latte. Il taglio del cuneo 188 euro in più al mese. Ragazzi, cioè adesso abbiamo preso un po' per il culo il governo per i 3 euro aumentati alle pensioni minime, che comunque sono tanti, perché in un anno di mesi ce ne sono almeno 45-50 e quindi cominciano a essere soldi. Però adesso iniziamo a ragionare, ragazzi miei. Questo taglio del cuneo significa 188 euro in più al mese.
L'Associazione Nazionale Commercialisti simula i risparmi in busta paga previsti con la manovra 2025. Le cifre dei 3 scaglioni, intervista a Osnato, entro fine legislatura pensioni minime a 1.000 euro, signore, web tax per tutte le imprese digitali, protesta degli editori. Naturalmente sul resto del Carlino anche il maltempo, la pazzesca cosa che ancora siamo nei guai in Emilia Romagna, la nuova allerta. Sarà un weekend in trincea, a Bologna scuole chiuse e salta forse la sfida col Milan. Mattarella chiede un piano straordinario e anche, lo dico io perché non lo dice quasi nessuno, un po' più di autonomia. Bada ben, bada ben. Il resto del Carlino, in centropagina l'esplosione in fabbrica a Bologna, l'azienda ferma l'attività, la procura indaga per omicidio colposo e lesioni gravissime, morte, rabbia e cassa integrazione, scioperi e rabbia alla Toyota di Borgo Panigale, Bologna, dopo l'esplosione è costata la vita a Fabio Tosi, 34 anni, Lorenzo Cubello, 37 anni, ancora in condizioni critiche uno dei feriti. Cubello stava per diventare padre. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose gravissime. L'azienda, dopo l'incidente, ha sospeso le attività e messo in cassa integrazione i lavoratori. Lasciamo il resto del Carlino e si scende, no, non li voglio quelli sportivi, quotidiani sportivi, grazie, proprio potete fare a meno, allora piuttosto vi porto sul Fatto Quotidiano, dai, quello che fa pubblicità a Radio Popolare, chiaramente la mia è tutta invidia perché noi non abbiamo soldi per farci pubblicità, ma se qualcuno di voi vuole spendere bene i propri denari, non tutti, almeno una parte, si può fare pubblicità su Radio Libertà. Sì, se volete informazioni scrivetemi 3406709 e io tranquillamente vi rispondo, faccio anche l'agente pubblicitario. È finita la base. Vuol dire che l'ho fatta troppo lunga e rimettila da capo. Ma sì, grazie Davide. Il Fatto Quotidiano: Israele bombarda una scuola, un ospedale e i soldati libanesi. In centropagina ancora, certamente, Sgarbi, gli sta proprio simpatico al Fatto Quotidiano. Il quadro fu rubato e poi taroccato. Sgarbi rischia, il falsario confessa. I PM dicono riciclaggio e contraffazione, cose chiaramente importanti che a voi frega proprio niente. Andiamo sul Messaggero: spese deducibili solo con il POS, che non è proprio la scoperta dell'acqua calda, però insomma dobbiamo imparare che effettivamente usando la carta di credito, il POS eccetera, viene tutto certificato, controllato, ma tanto siamo già controllati. Solo in gabinetto forse possiamo farla senza essere controllati, ma dico forse, spese deducibili solo con il POS, la misura anti-evasione in manovra. Per poter scontare il costo di taxi e ristoranti si dovrà pagare con la carta. Sanità, nodo organici, sulle liste Schillaci richiama le regioni. Rai salta la riduzione del canone, ma tranquilli, ci sono gli emendamenti, tranquilli. Scuola, tagli limitati, ci sono meno alunni, ok? L'intervista a Zangrillo sul turnover nella pubblica amministrazione, sacrificio necessario. Siamo sempre sul Messaggero: ucciso a 15 anni, a Napoli la guerra dei giovanissimi, sparatoria tra bande in pieno centro, muore un ragazzino incensurato, fermato un coetaneo, accusato di omicidio a soli 15 anni, portato in questura, dovrà rispondere di un'accusa gravissima, quella di aver concorso nel delitto di un coetaneo a Napoli. Emanuele Tufano, un ragazzo incensurato ucciso da un colpo di pistola alla schiena mentre era in sella al proprio scooter. Non era solo l'omicida, secondo le indagini, anzi avrebbe fatto parte di una sorta di paranza in Piazza Mercato, la paranza che sa tanto di festa, no? Oh, facciamo una paranza, ragazzi, dai, la paranza. E quando arrivano in moto sparacchiano per aria e ti fanno scappare tutti, bisogna abbassarsi. Terroni, ti viene da dire. No, qui non c'entra il Terroni, c'è qualcosa di molto più grave. È il fatto che un sindaco a Napoli faccia quasi
Dico, mamma mia, che cosa è successo? Era una vergogna. E secondo me è ancora più grave, perché se fai il sindaco a Napoli, tu queste cose le devi conoscere molto bene. Non era solo l'omicida, secondo le indagini, anzi avrebbe fatto parte di questa paranza di Piazza Mercato. Mi fa venire fame il termine paranza, non so perché. Tutti giovanissimi, pronti a difendere il proprio territorio dalle scorrerie di altri gruppi, che quasi sempre sono comunque tra di loro. Ecco, qui a Milano ormai non possiamo più neanche fare nessun tipo di paranza, perché ci fanno loro una paranza tale. Sto parlando dei Latinos, che ormai governano Milano. Anzi, io proporrei il prossimo sindaco, sicuramente del PD, ma facciamolo Latinos, e vai, mi piace l'idea. Poi latinoamericano, insomma, è sempre di moda anche tra i giovanissimi, si sculetta tanto e piace, ma si balla soprattutto, certo, al Ministero della Cultura. Senti, soldi, sesso, amici di sinistra, alla cultura si torna a bailare, balla, questo è il quotidiano La Verità. Oggi è da comprare, oggi è da comprare La Verità, sul culo dal letto, andiamo fuori e entriamo in un'edicola, compriamo La Verità. Naturalmente stiamo facendo pubblicità a Report. E cosa fate voi? Quando è che c'erevo? Domenica? No, non lo so, non l'ho mai guardato. Dovete guardare Report, perché ci sono nuove novità. Ranucci ieri a Un Giorno da Pecora, mamma mia, che cosa non dirà. Naturalmente contro Fratelli d'Italia, certo. Noi della Lega non c'entriamo mai niente. Il programma Report tiene tutti quanti in fibrillazione, soprattutto in Fratelli d'Italia. Soldi, sesso, amici di sinistra, soldi, sesso, amici di sinistra, soldi, sesso, amici di sinistra, alla cultura si torna a ballare. Il caso Spano non finisce più. Ranucci annuncia domenica un altro scoop che riguarda Giuli, Scalfarotto e Ferrara accusano l'omofobia, ma non c'entra nulla. Partito in ansia per la scelta del nuovo capo di gabinetto, L'unico posto dove forse non ti vedono le telecamere, no, c'è gabinetto e gabinetto, caro Semmi. M5S alle comiche finali. Vaffa di Conte a Grillo, adesso ti levo i soldi. Giuseppe va alla guerra, Beppe ci sabota, stop al contratto. L'altro replica è ancora in vigore e Casaleggio profetizza avanti così e ne resterà uno solo di elettore. Casaleggio oggi è sul Libero, però, rischio scissione nel movimento. Chiaramente, signori, noi siamo qua, voi che avete votato per sbaglio, ma vi posso capire, l'avrei fatto anch'io. Se non fossi un leghista celodurista tessera RIA del 1987, io magari 5 Stelle l'avrei votato una volta, soprattutto quando si baciavano Salvini e Di Maio. Dai, ce l'abbiamo ancora di là, la bellissima immagine nella vecchia radio, c'è proprio il murales di Salvini e Di Maio che si baciano, e Sammy Varin che lo aveva previsto con anni di anticipo, che ci saremmo alleati al Movimento 5 Stelle. È stata una cazzata, ok? Fondi PNRR mangiati con la scusa dei migranti, avete capito? La scusa dei migranti. Max inchiesta per corruzione sugli appalti dei denari UE destinati all'accoglienza. Arrestato pure un sindaco, un pactum sceleris, come lo ha definito il GIP del Tribunale di Frosinone, per lucrare illecitamente sugli appalti del PNRR legati all'accoglienza. È accaduto tra Frosinone e Napoli, dove ieri ci sono state misure, compreso il sindaco di Ceccano, arrestato insieme ad altre 10 persone. Roberto Caligione di Fratelli d'Italia. Oh signor, ai domiciliari. Che combiniamo, fratelli, Cioè, la caratura di quelli che entrano in politica con Fratelli d'Italia è un po' scarsettina, ma non è una critica, è una fotografia, posso dirlo. Censura politica sugli studi anti-baby trans, mostrava i danni della transizione di genere, ricerca stoppata. Cioè, se una ricerca mostra che
cambiare sesso non è poi una cosa che proprio dopo uno ci ripensa, ma ormai non c'hai più il pistolino, cosa faccio adesso? Cosa mi attacca? Se dimostra una roba del genere, se dimostra che all'ospedale Careggi ti danno la triptorelina come fosse una caramellina, e forse bisognerebbe prima parlare con uno psicologo, poi l'ha inventato il PD, lo psicologo, e non lo portate all'ospedale Careggi. Se si viene a sapere una roba del genere, è meglio non dirla, Sammy Varin, non dirla. Sì, buongiorno a chi si sta svegliando con Radio Libertà. Salve, ci avete scoperto, malefici. Sì, siamo in onda ogni giorno, 7:30, 9:30. Sammy Varin in questo periodo storico sta conducendo la rassegna stampa. Il nostro condirettore Giulio Cainar, che arriva più tardi, verso le 10, 10:30, quest'oggi la sua nuova trasmissione Auto da Fè imperverserà. Per il momento imperverso io con il quotidiano Il Giornale, che oggi merita la palma d'oro, è il biscotto pucciato nel caffè latte d'oro. Perché mette una notizia che non mette nessun altro, giurin giureta. La notizia che c'è oggi sul Giornale non c'è su nessun altro giornale. Troppo occupati con Giulia e le sue farneticazioni. A me piace Giulia, giuro che mi piace, ma non la smette più di parlare difficile. Io pensavo che fosse uno scherzo quello dell'altra settimana. Va avanti così davvero. Il Giornale oggi parla di una possibile stretta su sigarette e svapo. Attenzione, Bruxelles prepara il divieto assoluto di fumo. In arrivo proibizioni per luoghi esterni come fermate di autobus e dehors di ristoranti. Che dici, sai che novità, a Milano e in altre città ci stanno provando. Chiaramente sono quelli di sinistra che portano avanti queste cose, perché loro sono troppo avanti, schiavi di Bruxelles. Queste cose le stanno già decidendo da anni, e che non li caga nessuno, perché giustamente uno, senti, fammela fumare sta sigaretta. Ma a parte che fumare fa male, ma fumare vicino alla gente dà fastidio. Quindi posso essere d'accordo una volta tanto con questa notizia inedita messa in apertura del quotidiano Il Giornale? Nessun ripensamento, nessuna possibilità di discussione. La Commissione UE ha deciso di accelerare sull'imposizione di nuovi divieti in materia di fumo e svapo all'aperto. L'Unione Europea chiede di rendere off limit luoghi come le fermate dei bus e i dehors di bar e ristoranti. E io sono d'accordo, anche se devo dire, con tutti sti scioperi, cioè un conto aspettare 10 minuti il pullman, il tram, ma quando devi aspettare un'ora, più che la sigaretta, uno dice mi porti una coperta, la colazione, un panino, dici Grillo liquidato e 5 Stelle al capolinea, fine di un'epoca, Conte licenzia il comico, stop ai 300.000 euro, amen. Ma attenzione, su quotidiano Il Giornale si parla anche della polemica su Gutierrez. Guardalo lì che si inchina Putin, ai. Putin e il segretario ONU Gutierrez al vertice di Kazan, l'inchino dell'ONU all'invasore Putin, un'immagine che vale più di 1000 parole. Il saluto ossequioso del segretario generale dell'ONU Gutierrez al presidente russo Putin ha suscitato le proteste dell'Ucraina e di molti in Occidente. Voi che ne pensate? E abbiamo tanti filoputiniani all'ascolto di Radio Libertà, prima o poi vi staniamo. Scrivetemi 340 6709 659. Qualunque notizia che vi piaccia o che non vi piaccia me la potete commentare. 340 6709 659. Chiaramente BRICS, perché qui abbiamo anche la clac sui BRICS, e dopo ve lo leggo l'articolo, che cavolo. E poi cresce il fondo per la sanità, infermieri 1,2
1,2 miliardi in più. È sempre a brontolare, adesso hanno deciso anche di scioperare. Ma poi come fa a scioperare un intero ospedale che sciopera? Tu vai lì e non c'è nessuno. L'effetto del cuneo fiscale però, insomma, arrivano 1,2 miliardi in più. La dotazione cresce a 3,5, signore e signori. Oltre ai 2,3 destinati al fondo, vanno aggiunti 1,2 miliardi destinati agli infermieri. E ogni tanto qualche buona notizia ce la possiamo anche dare in questa valle di lacrime che è la rassegna stampa. Ho ancora una manciata di minuti, ma pochi, allora andiamo sul quotidiano Libero. Voci, minacce, colpi bassi e assalto a Giuli. Che stiamo cominciando a capirlo questo personaggio. Il Semivarin veramente pensava che volesse prendere in giro la sinistra parlando la loro lingua, ma adesso non riesce più a uscire da questo modus vivendi. Il premier chiama responsabile della cultura, ragazzi. La premier, perché è una donna, ma anche il premier, va bene, e si sono parlati per capire un attimo, anche perché c'era Nucci che secondo me lo vorrebbe fare lui, il ministro della cultura. Ma ridateci la Borgonzoni, dove sei? Non c'erano tutti sti casini a quei tempi. I grillini tagliano gli alimenti a Papagrillo, siamo sempre sul Libero naturalmente. La destra omofoba, no, ricordate Almirante, la tradizione laica dell'MSI. E poi l'intervista con Fulvio Abbate che per fortuna almeno uno dà ragione a Giuli. Eh sì, il ministro intellettuale si salvi scappando da lì. Poi ve la leggo che è carina. Un'ultima segnalazione, no, non soltanto, poi ci giriamo sul quotidiano Libero. C'è la campagna per liberare i peli di tutte le donne. Femministe ridotte a parlare d'ascelle, sì! E voi la donna come la preferite? Con un po' di peli, vi piace? Ma quanti peli? E dove li preferite i peli alla donna? Parlo con gli uomini ma anche con le donne, ragazzi, perché adesso pare che sia ritornato di moda anni 60-70 l'ascella pelosa, e non soltanto quella. Però scusa, se è pelosa basta che non sia puzzolente, no? 340-6709-659 mi stanno tirando sulla base, vuol dire che mi devo fermare perché c'è la pausa musicale. A tra poco. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
Grazie. Chi applaude? No, scherzi a parte, questa è proprio la musica per chi ama rilassarsi, perché giustamente sono le 8:03, ragazzi miei. Anime fragili all'ascolto. Si intitola proprio così, Anime fragili, Francesco Strano da Catania, l'album in attesa. Per chi ama rilassarsi c'è questo album, è l'ideale, soprattutto per chi è un po' stufo della solita musica che gira sulle solite radio. Qui si esplora la fragilità, non come sinonimo di debolezza, ma segno di profondità emotiva. Non vergognatevi di essere fragili. Anime fragili, Francesco Strano da Catania. Cercatelo sugli store digitali e su YouTube, come del resto grazie per chi presta attenzione ogni mezz'ora ai passaggi di artisti indipendenti che Sammy Varin lancia nell'etere. Quelli famosi non li mandiamo quasi mai. Buongiorno, Sammy Varin, certo, rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30, ma siete anche voi protagonisti. Grazie a chi ci sta scrivendo al 340 6709 659. Marcello di Roma, sindaco di Napoli, chiaramente della Lega, troppo forte. Grazie Marcello. Ma c'è Fabio, guardalo lì, mostriamo Fabio che sta facendo colazione. Buongiorno Sammy, in quale città poteva capitare la sparatoria? Fai lo spiritoso. Pucciata in progress. Fabio da Vercelli, ottima pucciata, c'è anche il miele che a me piace tanto. Bravo. Oh, avete accolto in molti la mia provocazione di fare una foto mentre fate colazione. Fatela, ma anche in coda. Voglio la foto in coda, signore e signori. 340 6709 659. Pucciamento di biscotto in progress. Vista così non è una meraviglia, ma è meglio di quello che sembra. No, complimenti. Biscottino piccolino, però ci sta bene. No? Tu dici non è una meraviglia perché il colore ricorda qualcos'altro. Tranquillo, ci nuotiamo quotidianamente. Buongiorno a Berengario in Subrico che saluta e dice la paranza è la pesca di pesciolini destinati alla frittura mista. È vero. Reintroduzione immediata dei MAV e dei RAV. Sì, perché farlo dall'API o altre palle del genere costa, mentre i MAV e RAV erano gratuiti. Ma almeno scusa, alzavi il culo dal divano, un po' di movimento e facciamolo. Salutiamo la tabaccaia ogni tanto. WhatsApp al 340 6709 659. Grazie a tutti coloro che stanno scrivendo, anche nuovi ascoltatori che hanno scoperto Radio Libertà in autoradio e adesso non ci mollano più, perché in effetti dalle 7:30 alle 9:30 uno che vi informa leggendovi tutte le notizie gratuitamente e che non aspetta l'amico dell'amico per farvi abbonare come fanno a Radio Popolare. No, non vi chiedo soldi, però se fate un giro sul sito di Radio Libertà e semplicemente ci fate una donazione anche di 5 euro, vi ringrazio. Una scatola di biscotti in meno da bucciare nel caffè latte e ci date una mano. Io non ho mai fumato, ma limitare così la libertà di chi fuma è vergognoso. Guardiamo a ciò che ci buttano dal cielo.
Il buon vecchio complottista arriva, le scie chimiche, eccole qua, perché noi siamo in un bunker, non vediamo niente, ma sopra di me ci sono le scie chimiche, ancora una volta, che comunque abbiamo capito esistono davvero, perché su Wikipedia c'è, tu scrivi scia chimica, viene fuori Wikipedia, ci sono effettivamente, spruzzo per far piovere, e il successo direi è arrivato. Guardate i vecchi film, si fumava in ospedale e non mi ricordo tutti sti morti, sì, quello è vero, però dà un po' fastidio, ecco. Io a casa mia accendo l'incenso, ad esempio, e mi sto accorgendo che praticamente è come se fumassi. Beh, è una cosa bella, però il profumo buono, incenso. Mi ricordo quando Umberto Bossi, che è stato anche il capo da queste parti, vi parlo dalla sede di Via Bellerio della Lega, quando scendeva in radio e praticamente arrivava proprio con la scia del suo magico sigaro, ma questo è niente. Quando si sedeva qui sul tavolo fumando il sigaro e non gli potevi dire niente, cioè tu regista Davide non è che dicevi no guarda segretario non si può fumare, provaci, e no, andava avanti a fumare, lo studio chiaramente tutto chiuso e insonorizzato si riempiva sempre più di fumo, perché poi Milano insomma da sempre, la Lombardia, la città della nebbia, no? E quindi era normale vedere questo Umberto Bossi nella sua nuvola di fumo. E bei tempi comunque, bei tempi, mi piaceva, e arrivavo a casa certo un po' puzzoso, ma ci stava. Buongiorno mitico Sammy, è proprio andata così, al Ministero della Cultura si è passati dalle bocce al canneto in un attimo, scrive Daniel, e questa non è facile da capire, quindi c'è Giulia che ce la vuole spiegare, no, lascia sta, meglio filo putiniani che lecca culo della von der Leyen, ti è? E poi la donna barbuta, signori, dopo vi leggo, c'è un bell'articolo quest'oggi che parla di questa scelta di molte femministe che, non avendo più niente da dire, perché sugli argomenti quelli importanti tutti muti, iniziano a parlare dei peli. Allora, no, io continuo perché siete un po' timidi questa mattina sull'argomento. I peli vi piacciono oppure no? Davide, ti piace la donna un po' pelosa? Ma qualche pelino, niente, o lunghi o niente, no? Se sono lunghi, si vede. È vero, perché quando sfiori le gambe, che senti il ruvido, effettivamente, quando crescono un po' di più diventano morbidi, come la barba, no? Se ce la facciamo crescere alla pellegrina è morbida. Però secondo me può essere anche un qualcosa di erotico, ecco, il pelo della donna. Ma fatemi sapere, donna barbuta sempre piaciuta, anche donna baffuta, e che molte volte insomma crescono e sembra che quella non se ne accorga, no? E chi è che c'ha coraggio di dirgli, magari è una tua amica, magari è tua moglie, e dici guarda che stanno crescendo i baffi. Voi ce l'avete coraggio di far capire questa cosa? Enrico da Bergamo in galleria, Enrico, qui siamo alle alte sfere ragazzi, qui siamo alle alte sfere. Buongiorno, grazie a chi si trova in coda persino in galleria e ascolta Radio Libertà, perché ricordiamolo, è certo, se avete l'app, avete scaricato l'applicazione di Radio Libertà e in galleria c'è campo, si prende tranquillamente anche in galleria a Milano. Ma sai che tutti ci ascoltano in metropolitana? Ho provato a parlare con gente seduta lì in metro, non mi sentiva nessuno, tutti con sulle cuffiette, gli auricolari a sentire Radio Libertà, che si sente da Dio in metropolitana. L'incenso invece mi fa svenire, da piccola in chiesa mi sentivo male, quindi lo proviamo? No, ci sta, io casa mia, se vieni a casa di Sammy Varin, incenso frankincense, roba buona ragazzi miei, no, fa bene, timorisna, come diceva mia nonna. Per conoscere i putiniani chiedi alla Sarzanini, ha compilato una lista antirazzista, scrive Walter. Buongiorno a chi ci sta ascoltando, buongiorno a chi ci segue nei posti più strani, dai, foto di un posto strano da cui ci state ascoltando, inviatela 340 67 09 659, poi io la mostro a tutto il mondo sul canale 252 del televisore e sui social. Sono le 8:12.
completo la lista dei quotidiani più belli con il quotidiano Il Tempo, certo, che ha appena festeggiato gli 80 anni, ma vanno avanti a festeggiare, fate bene, ma soprattutto, guarda qua che bella, abbiamo abolito Grillo, il fotomontaggio che vede Conte festeggiare. Conte licenzia il fondatore M5S e gli leva lo stipendio, poverino, come farà Grillo? Adesso dovrà fare tournée per altri 20 anni, bufera in Parlamento, diteci se lo pagate con i soldi pubblici. L'editoriale di Tommaso Cerno, che devo dire, ragazzi miei, è veramente, comincia a piacerci anche tanto. Uno vale uno, anzi no, vale 300.000 euro, chiaramente facciamo pelo e contropelo a questa storia. Oh ragazzi, ma se avete votato Movimento 5 Stelle, siete un po' delusi, giù di morale, avete problemi d'amore, affari, lavoro, votate Lega, soprattutto in Liguria, votate Lega, ma certo. È il consiglio del Sammy Varin questa domenica e questo lunedì. Uno sforzo un po' diverso. Votiamo i celoduristi della Lega e ci togliamo ogni problema. Avete dimenticato tutto. Non è mai successo che avete votato per sbaglio Movimento 5 Stelle. Non lo diciamo a nessuno. Il Tempo di Osho, i tombini sono otturati e se li puliscono i romani. È pieno dei capelli, te credo che sia otturato, sì, come nella doccia. Scherzi a parte, qui davvero c'è bisogno, ma forse siete voi cittadini che dovete farvi sentire con il sindaco. Ogni tot mesi andate a bussare, sono i consigli comunali, questa invenzione bellissima dove possiamo entrare tutti. Entrate in consiglio comunale, chiaramente prendete un bel consigliere comunale della Lega e gli fate dire: guarda, per favore, ogni mese rompi le palle al sindaco se ha pulito i tombini, ma deve essere una cosa automatica, ogni mese pulire il tombino. Santa Maria, sarà così difficile, mamma mia. Mi devo fermare? No, non mi fermo, ci sono ancora un paio di cosettine carine, il Sole 24 Ore ci dice una cosa che non è una bella notizia, insomma, perché poi la guardiamo sempre e è un po' lo specchio di quello che potrebbe accadere da noi. Che cosa? La Francia, economia sempre peggio. L'indice dei direttori acquisti è ai minimi da 9 mesi ed è in piena contrazione. Soffre il manifatturiero, produzione attesa in calo per i prossimi 12 mesi. Guagliò! Manovra, spesa sanitaria stabile sul PIL per Giorgetti e Urso, i maggiori sacrifici. Il testo del DDL bilancio fa chiarezza sui numeri della manovra. La spesa sanitaria è stabile sul PIL, 6,35 nel 2025 contro il 6,3 di quest'anno. Sui tagli ai ministeri, il 43% del totale è a carico del MEF e del Mimit, guidati dal ministro Giorgetti ed Urso. Ci tuffiamo volentierissimo, signori, sul quotidiano preferito. Quale preferite, signori? Con quale quotidiano dite a Sammy Varin di partire? Dai. Richiedete il vostro quotidiano al 340 67 09 659. Ripeto, per chi ha appena acceso la radio, memorizzate sul cellulare questo numero: 340 67 09 659 e siete in onda con noi. Il giornale, ragazzi miei, ma è già secondo giorno, voti a go sul giornale, d'accordo, ve lo faccio rivedere per soprattutto questa foto dell'inchino, ci viene in mente qualcun altro con l'inchino, la polemica su Gutierrez, l'inchino dell'ONU all'invasore Putin. E adesso ci arriviamo, andiamo all'interno, giro le pagine, mi addentro sul quotidiano Il Giornale. Conte toglie i soldi a Grillo, sabotaggio contro di noi, cala il triste sipario sul comico folle, il vaffa è per lui e per il movimento, ma soprattutto bada ben, le regionali in Liguria. Lo sapete che si vota in Liguria, vero? Questo sabato e questa domenica. Lo sapete che vincerà ancora il centrodestra e la sinistra resterà lì
Oggi a Genova i leader dei due schieramenti sul palco. A sinistra la sconfitta verrebbe intestata ai 5 Stelle per il veto a IV. Liguria, il campo largo, in scena la parata, ma è pronta la resa dei conti in caso di flop. Cioè, come al solito, fanno finta, ragazzi. Almeno il centrodestra è sincero. Poi magari fa le cazzate, candida gente sbagliata che non ha la famosa caratura che ha la Lega. Sono rimasti indietro alcuni di alcuni partiti a 20 anni fa, quando la Lega, insomma, era alle prime esperienze politiche e quindi di errori ne facevano. Non possiamo permetterci di sbagliare, l'ha detto anche la Meloni. Cerchiamo di far passare gente con palle contro palle, posso essere volgare. I giochi sono praticamente fatti. Oggi le manifestazioni di chiusura a Genova con la parata dei leader nazionali del centrodestra e del campo largo, spostate al coperto a causa del meteo minaccioso. Poi domenica si vota. In casa Dem negli ultimi giorni il barometro degli umori è un po' risalito. Eravamo sicuri di non farcela, ma ora il gap con Bucci si è di nuovo assottigliato. Cioè Bucci è sempre in vantaggio, ma non lo possono dire. Vabbè, al candidato Andrea Orlando gli diamo comunque un premio, perché oltre alla figura che ha fatto l'altro giorno dicendo che le province della Liguria, Imperia, Savona, Genova, La Spezia, sono 5, oltre a questo non ha detto nient'altro, ha fatto finta di niente, quindi è stato anche bravo, poteva fare Giuli e tirare fuori situazioni astrologiche, astronomiche. Il problema adesso è tutto interno al potenziale perimetro della coalizione nazionale. Ma chi è Giuli che sta parlando? Ah no, è Laura Cesaretti sul Giornale. La questione fondamentale che può cambiare le cose è: cosa faranno gli elettori renziani e centristi che hanno sostenuto Bucci a Genova? Se stavolta votano per noi possiamo farcela, dice naturalmente l'amico Orlando. Non a caso a Orlando e Schlein avrebbero molto voluto Italia Viva nell'alleanza, ma si sono arresi a mani alzate al veto contrario. C'è anche da considerare la guerra interna ai 5 Stelle, quanto conta Beppe Grillo in Liguria, quanti voti può sottrarre Orlando, l'ex parlamentare Nicola Morra. La sensazione che abbiamo è che qui nessuno sappia chi è Morra, dicono gli orlandiani, mentre Orlando è conosciutissimo. Un fatto che la partita, un gol a porta vuota dopo il caso Toti, dicevano nel PD, con la discesa in campo di Marco Bucci si sia fatta molto più ardua. La Schlein è consapevole che si tratta di un test nazionale anche sulla sua leadership. Si è trasferita in pianta stabile a Liguria per giorni e giorni, sta mangiando focaccia, solo focaccia, cercando di tirare la volata a Orlando. Tra lei e il candidato, come è noto, il feeling è scarso, ma una sconfitta nella regione in cui il governatore di centrodestra è stato tolto di mezzo dalla magistratura interromperebbe bruscamente la narrazione vincente della leader del PD. E che la partita sia dura lo testimonia anche la recente riconciliazione tra Orlando e Claudio Burlando, arruolato per dare una mano dopo anni di scontri tra i due e di valanghe di accuse dei 5 Stelle contro l'ex governatore Dem. Stavolta invece Conte ha subito ingoiato l'intesa. La sconfitta in Liguria verrebbe imputata per primo a lui, che ha messo il veto sull'odiato Renzi, reo di averlo sloggiato da Palazzo Chigi, e indebolirebbe drasticamente il suo potere di condizionamento dentro l'alleanza, senza contare che solo una vittoria di Orlando può nascondere la probabile scarsa performance della lista 5 Stelle, insidiata sia dall'interno, da quella dell'ex candidato trombatissimo paragrillino Ferruccio Sansa, che dalla candidatura post-grillina di Morra, dietro cui, pensano i contiani, c'è una longa manus dell'ex boss, oggi arcinemico, Grillo. Qui naturalmente si parla di cose locali, però chi mi sente dalla Liguria ha avuto una fotografia di quella che è la situazione locale, che poi influisce, avete visto, proprio a livello nazionale. Potentemente. Siamo sul quotidiano Il Giornale, fatto report Dago Spia, il triangolo del gossip che sogna le dimissioni. Le testate riprendono a vicenda in retroscena, Ranucci che fa il martire in TV a caccia di nuovi padroni, in poll ci sono La 7 e Discovery, dici che anche Ranucci se ne va fuori dalle balle. Oh là là, dai, se va alla fine di Amadeus sono contento. Si scherza, ci mancherebbe, però siamo tutti qui ad aspettare
pubblicare la sua report, cos'altro salterà fuori? Pare che si debba dire ancora qualcosa, forse addirittura sulla sorella della Meloni. No, Arianna, no. Giulia parla solo di cultura, è liquido amniotico. Giulia ha parlato a Venezia per il ritorno della rivista della Biennale e non ha rinunciato al suo stile. Non c'è nessun caso su di me. Sto pensando, leggo o non leggo? No, perché a me Giulia piace, ti dico, ma pensavo che scherzasse l'altro giorno quando ha cominciato a parlare di cose complicate, eccetera. Invece sta andando avanti. Da Venezia il ministro della cultura Alessandro Giuli riparte dopo la scossa che ha portato le dimissioni del suo capo di gabinetto Spano. Il capo del MIC presenzia al ritorno dopo 53 anni della rivista della Biennale di Venezia al fianco di Pietrangelo Buttafuoco, altro grande. Inevitabile che l'attenzione cada sulle polemiche degli ultimi giorni, tensioni che Giuli smorza. Non c'è nessun caso, Giuli, è ampiamente sopravvalutato il legittimo chiacchiericcio mediatico. Mi sento sostenuto dalla maggioranza. Lo testimoniano le dichiarazioni e i miei rapporti quotidiani con il governo e con il partito di maggioranza. C'è un rapporto di concordia, di volontà di andare avanti con forza, condivisione e serenità, assicura il ministro. Che faccio? Lo leggo del liquido amniotico? Vabbè, leggiamo. Quando si prende in mano una rivista, guarda che bella questa, non bisogna fare gli schifiltosi perché l'avrete fatto anche voi una volta nella vita. Quando si prende in mano una rivista, stiamo parlando di libri, libretti, rivista, famoso edicolante che non esiste più, invece c'è. Se voi guardate in quell'edicola c'è qualcuno dentro. Quando si prende in mano una rivista bisogna annusarla, toccarla, è quasi erotica la cosa, e ricordarsi che è fatta di acqua. Tutto ciò che è creatività nasce nel liquido amniotico, si nutre di acqua, ed è un contenitore di acqua che tende a disidratarsi. La Biennale è dimostrazione di come ci si può reidratare dal punto di vista della cultura. Secondo me è una bella frase, insomma, se non fosse che poi è andato avanti altre 2 ore, però a me è piaciuta come frase. Mi dite il vostro pensiero, sono l'unico deficiente che gli piace questo Giuli. 34067090659, la cultura liquido amniotico. Va bene, giro pagina, d'accordo. Vado. Cos'è che ci piace? Certamente all'interno del quotidiano Il Giornale, il rapporto della polizia razzista basato su testimonianze discutibili, lo stiamo dicendo da qualche giornettino. Il commissario italiano del Consiglio d'Europa Alberto Gambino, intervistato da Pierfrancesco Borgia, sono solo indicazioni generali su singole tematiche, e noi abbiamo anche capito che qualcuno li ha imboccati per bene. Clima pesante invece per l'Albano, minacce di morte alla toga pro migranti che accusò la polizia. L'Albano, dopo la sentenza su Tirana, sporge denuncia. Io intimidita, quell'errore sugli agenti. Insomma, stanno arrivando inaccettabili minacce di morte a Silvia Albano, giudice del Tribunale di Roma, finita nell'occhio del ciclone per aver fatto rientrare in Italia i migranti tradotti in Albania. Albano, presidente di Magistratura Democratica, si è sempre esposta pubblicamente in maniera anche ideologica, pronunciando le sue ordinanze, ma questo non giustifica in alcun modo le minacce. Magistratura Democratica rivela che Albano ha presentato un'articolata denuncia alla Procura della Repubblica di Roma. In un comunicato si sottolinea la campagna di discredito che è stata scatenata contro i magistrati romani, in particolare contro Silvia Albano, ha contribuito a costruire un clima di contrapposizione, di odio, trasceso infine in gravi minacce alla sua incolumità e alla sua vita. Quando, per un madornale errore di Albano, la polizia di frontiera di Trieste è finita nel mirino, accusata falsamente di gravi maltrattamenti da un pakistano, nessuno però ha alzato un dito in difesa delle forze dell'ordine.
come per l'Albania, anche in questo caso, che riguarda la rotta balcanica, la giudice ha anticipato le sue mosse mesi prima a un convegno sponsorizzato, oltre che da CGIL, CISL e UIL, da MD ed ASGI, l'associazione finanziata da Soros di docenti, legali esperti, che fa di tutto per aprire le porte all'immigrazione. Qua mi fermo, ma compratevi il quotidiano Il Giornale, ragazzi, oggi veramente ne vale la pena, fosse solo per l'inchino a Putin. Gutierrez in difesa: sono qui per invocare una pace giusta. Il numero uno dell'ONU, criticato dall'Ucraina, ha accettato l'invito di un criminale di guerra. Sul campo Kiev perde terreno su tutti i fronti. Eccolo qua il saluto riverente del segretario generale dell'ONU Antonio Gutierrez al leader russo Vladimir Putin. Un'immagine che vale più di 1000 parole, scrive Luigi Guelpa del Giornale. Un saluto ossequioso del segretario generale dell'ONU Gutierrez al presidente russo Putin ha suscitato le proteste dell'Ucraina di parte dell'Occidente. Ironia della sorte nella giornata internazionale delle Nazioni Unite. Gutierrez ha declinato l'invito dell'Ucraina al primo summit mondiale di pace in Svizzera, ma ha accettato l'invito a Kazan di un criminale di guerra, fa notare stizzito il ministro degli esteri. La stretta di mano è avvenuta durante i lavori del BRICS, l'organizzazione economica dei paesi emergenti, che ieri si è conclusa a Kazan. Il segretario del Palazzo di Vetro si è giustificato spiegando di essere volato in Russia per invocare la pace giusta. Ok, però intanto adesso tutti arrabbiati. Il premio Sakharov al Venezuela. Ve ne abbiamo parlato di quello che succede in Venezuela, lo diciamo solo noi. Bene, il premio Sakharov 2024 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo è andato alla leader delle forze democratiche venezuelane, Mariana Corina Machado, al candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali di luglio, Edmundo González Urrutia, che molti di questi sono dovuti scappare perché il clima non è veramente dei migliori. La sparatoria in centro Napoli, e anche qui, ragazzi miei, robe vergognose. Certo, il sindaco di Napoli è rimasto a bocca aperta. Guerra tra bande di ragazzine a Napoli, un inseguimento di 200 metri a colpi di pistola a Rione Mercato. Ucciso da un proiettile Emanuele Tufano, 15 anni, a bordo di un motorino. Ferito a un braccio sempre da un colpo di pistola un 17enne, ricoverato per lesioni da caduta un terzo Scugnizzo, un ragazzo di appena 14 anni. Il bilancio di uno scontro durissimo avvenuto mercoledì notte a Vico Carminiello, all'angolo con il Rettifilo, il centralissimo corso Umberto I che collega il centro storico Rettifilo, il centro storico Forcella con la stazione ferroviaria. Vetrine infrante dai proiettili, cassonetti, auto crivellate di colpi, lo scenario che si presenta alle volanti a corse sul posto. E il sindaco naturalmente resta lì. Oh mamma mia, cos'è successo? Ma possibile che il sindaco di Napoli non sappia che cos'è la sua città? Ci fermiamo, ma solo per qualche istante, signori. Attendo i vostri WhatsApp. Ditemi cosa pensate al 340 6709 659. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Alta pressione ancora poco stabile sull'Italia, in particolare sulle nostre regioni centro-settentrionali. In mattinata cieli nuvolosi al centro-nord, al sud e in Sardegna avremo invece ampie schiarite. Rischio di piogge soprattutto al nord-ovest e sulla Toscana. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni potranno interessare in particolare le regioni nord-occidentali e la Toscana, ma non sono da escludere localmente anche sul resto del centro. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Una canzone per pensare, questa di Stefano dall'Armellina, né destra né sinistra, e sentite Stefano come spiega la sua canzone. Le idee non hanno colore, non sono né di destra né di sinistra, né le buone né le cattive. Alla stessa maniera l'Italia è tirata per la giacchetta da due parti che oltre a non mettersi d'accordo non hanno nemmeno modo di coordinarsi riguardo le buone idee. Una buona idea lanciata da un partito di
sinistra non sarà mai presa per buona da un partito di destra e viceversa. Questa è la contraddizione dell'Italia che è persa in una nebbia cosmica per la quale non sa nemmeno lei che cosa fare e quindi forse nessuno di noi sa veramente da che parte stare, ma se uno pensa con la propria testa una buona idea rimane una buona idea, una cattiva idea rimane una cattiva idea. È vero, destra e sinistra sempre si sono fatti dispetti, forse soltanto nel periodo del Covid erano insieme al governo e vedete che casini hanno combinato. Stefano Dall'Armellina, né destra né sinistra, cantautore trevigiano che porta il suo pop jazz ironico e riflessivo a un livello di composizione superiore, grazie a singoli come questo, né destra né sinistra, ma c'è un intero album appena uscito. 15 novembre suona a Milano, 16 a Torino, poi a Verona e via via in tutta Italia. Bravo Stefano Dell'Armellina, ti seguiamo e con piacere ho visto che anche tu segui noi. Sono le 8:37, buongiorno, c'è Sammy Varini in diretta su Radio Libertà, la rassegna stampa in questo periodo storico è mia, dalle 7:30 alle 9:30, ma anche vostra, perché tra una notizia e l'altra leggo i vostri pensieri arrivati al 340 6709 659 e dopo le 9 li voglio anche sentire al telefono allo 029294 7222. WhatsApp tantissimi e siete sempre troppo gentili. Sammy, sei troppo forte, avanti così, la rassegna stampa col tè è il massimo, tè nel senso di tè è pucciato, biscotto. Ciao Sammy, donna peluta, la rivolta delle estetiste, ma non hanno null'altro a cui pensare le sciure del PD. Novara, Silvana, è proprio così, guarda, sembra incredibile ma è così, d'altronde sai, con tutti i problemi che ci sono nell'universo femminile, problemi femminicidi, robe del genere, diritti che non esistono in alcune parti del mondo e anche qua in Italia, ragazzi miei, si fa finta di niente, ma ci sono ragazzine che alle medie vanno già in giro bardate, pensiamo ai peli delle donne, ogni tanto viene in mente anche a me comunque questa cosa. Buongiorno Sammy. A me danno dannatamente fastidio i Pidini and Company. Possiamo far vietare dall'Europa anche la loro presenza in luoghi pubblici? Si scherza, naturalmente. Un saluto a tutti voi che votate PD, ma ascoltate RL. Siamo più simpatici di quelli di Radio Popolare. Mi sono scritto un messaggio. Grazie Sammy per il complimento. Non sono un ligure, ma per quel poco che ho visto in questi giorni non avrei dubbi sul votare Bucci. Il problema è che, come diceva un ascoltatore di Rieti alla radio, a sinistra si vota per successione. Cosa ci vuoi fare? Conoscendole qualcuno li vedo sempre più arrabbiati. Ciao Sammy! Sniffolo Zelensky, che verrà asfaltato dall'immenso Putin e dai fratelli russi, si lamenta: prima lo lasciamo al suo destino, prima staremo tutti meglio. Mamma mia, quanto siete cattivi. Io però, lo sapete, penso che la verità stia sempre nel mezzo. Io penso che per fortuna qualcuno si rende conto che è ora di mollare l'Ucraina. Il criminale di guerra è Zelensky, fin dai tempi degli omicidi e persecuzioni nel Donbass, e lo sappiamo bene, ma siamo ostaggi del politicamente corretto imposto dagli USA per il loro mero interesse economico e della von der Leyen. Io la penso così. Anche a me piace la sua rassegna, leggera ma profonda e pungente. Grazie, perché chiaramente non siamo all'altezza del condirettore Cainarca e non ci proverei mai, proprio per quello la faccio diversa, la facciamo strana, la rassegna stampa, cercando di attirare soprattutto chi odia la politica, facendo vedere che c'è anche una buona politica, c'è una politica più simpatica, alla Giuli, non alla Giuli, no? Chi ha detto alla Giuli? Hai sentito qualcuno che... No, nel senso che c'è un qualcosa che magari con intrighi simpatici può piacere. Ci proviamo, non sempre è facile, cara ascoltatrice, perché qua abbiamo delle notizie sempre. Caro Sammy, se ritornano le ascelle pelose per le donne, vedremo di sicuro spot pubblicitari per la cura del pene.
pelo, perché business is business. Caro Luigi, ma ce n'è già qualcuno in giro, eh? Aspettiamo di vederne ancora. No, il pelo, Silvio da Torino ci dice dove lo preferisce, potete immaginare. 8:41, signori, tranquilli, c'è Sammy Varin, state tranquilli, mi hanno messo appositamente qui a leggere la rassegna stampa proprio perché ci voleva un Sammy Varin in un momento del genere. Allora vi leggo la notizia pubblicata sul quotidiano Il Giornale, solo sul quotidiano Il Giornale, che fa arrabbiare molti di voi, soprattutto quelli che fumano. A pagina 20 si scrive: stretta su fumo e svapo, l'Unione Europea vuole il divieto totale. E subito chiaramente chiedo a voi, chiedo, bada ben, cosa ne pensate di questo possibile divieto? Lo so, non è nulla di nuovo, se ne parla da mesi se non da anni. Gli amici piddini che vivono nelle grandi città sono tutti contro il fumo, ma chi cavolo l'ha detto? Ma i sindaci certo hanno imposto il divieto in molte grandi città, poi il fatto che nessuno assolutamente lo rispetti è un'altra cosa. Ma oggi il quotidiano Il Giornale, appunto, è l'unico quotidiano che dice questa cosa: estendere le proibizioni a luoghi esterni, edifici pubblici, fermate dei mezzi e dehors dei locali. Nessun ripensamento, nessuna possibilità di discussione. L'Europa fa orecchie da mercante e ancora una volta si appresta a calare un'imposizione dall'alto, senza dare ascolto a chi dissente, ignorando le proteste di esercenti, rappresentanze datoriali, stati membri. La Commissione UE ha infatti deciso di accelerare sull'imposizione di nuovi divieti in materia di fumo e svapo all'aperto. Nei giorni scorsi le autorità europee hanno stretto i tempi per rendere effettive le proposte di ulteriori proibizioni che si muovono su una duplice direttrice. Come già avevamo raccontato, da una parte l'Unione Europea chiede di estendere i divieti di fumo ai luoghi esterni, quindi ai parchi giochi e divertimenti, agli edifici pubblici, alle fermate degli autobus, alle stazioni e persino ai dehors di bar e ristoranti. Dall'altra prevede invece di intervenire anche sui prodotti. A essere colpite dalle restrizioni, infatti, non saranno più soltanto le sigarette, ma anche i cosiddetti prodotti senza combustione, quali le e-cig e i dispositivi a tabacco riscaldato, anche se questi non producono fumo passivo ma un aerosol. Spalleggiata dalla presidenza ungherese di turno, la Commissione punta ora a portare a casa il risultato, senza tenere in considerazione i commenti critici ufficialmente pervenuti dai Paesi membri e le rimostranze degli esercenti di tutta Europa. In particolare, oltre che l'Associazione Europea di Rappresentanza del settore della ristorazione e ospitalità aveva messo in dubbio il fatto che l'estensione dei divieti potesse effettivamente raggiungere i pur nobili scopi dell'iniziativa. In Italia la FIPE Confcommercio aveva lanciato l'allarme sia sulle possibili conseguenze economiche negative per il settore del turismo, sia sulla mancata quantificazione delle stesse da parte degli uffici della Commissione. Negli uffici di Bruxelles, tuttavia, nessuno sembra essersi curato delle comprensibili e corali apprensioni che da tempo vengono sollevate. La linea dettata dagli euroburocrati rischia dunque di passare senza un'adeguata discussione, peraltro con un'urgenza che appare quantomeno inspiegabile, dal momento che non sono previsti vincoli di tempo per l'aggiornamento della normativa in questione, il cui ultimo adeguamento risale al lontano 2009. Tutto d'un tratto, ora l'Unione Europea ha invece messo il turbo, anche se analoghi esperimenti sul divieto di fumo all'aperto siano rivelati un flop laddove erano stati introdotti. Secondo alcune indiscrezioni, la Commissione vorrebbe chiudere la partita entro il 6 novembre. La prossima settimana, forse ricorrendo persino a una silent procedure, ovvero a una procedura scritta di mero silenzio assenso che annullerebbe qualsiasi livello di confronto con gli Stati membri. Oh, ragazzi, non si fuma più. Che succederà? In luoghi aperti, nei dehors e alle fermate del pullman. Però, il giornale dice una cosa che nessuno dice quest'oggi. La verità, signori,
è un'altra cosa che nessuno dice, per fortuna c'è la verità, le buste paga al nord non bastano. Parte la volata alle gabbie salariali. Gabbie salariali! Zaia rilancia la battaglia leghista e la Lega all'autonomia. Obiettivo: sostenere il potere d'acquisto. I contratti collettivi impongono retribuzioni fisse, rendono difficile trovare lavoratori nelle regioni più ricche, quelle del nord. Le gabbie salariali, cavallo di battaglia della Lega, tornano prepotentemente alla ribalta, scrive Nino Sunseri sulla Verità. A rilanciare il dibattito sull'opportunità di avere salari differenti tra nord e sud è stato il presidente veneto Luca Zaia, intervistato da Belpietro, direttore della Verità. L'obiettivo della riforma è quello di sostenere il potere d'acquisto dei dipendenti pubblici e privati attraverso la previsione di trattamenti economici differenziati in base ai diversi territori. Ovviamente Zaia collega la segmentazione delle retribuzioni al tema dell'autonomia. Abbiamo seri problemi, penso ad esempio ai magistrati, per chi vorrebbe lavorare a Venezia ma finisce con il non poterselo permettere. Vale per Venezia ma anche per Cortina. Se non tariamo gli stipendi in base al costo della vita, depauperiamo i territori di risorse preziose. Il dibattito sulle gabbie salariali, guarda, questi si incacchiano di brutto, quelli di sinistra, è antico. Introdotte nel 46, erano destinate, parlo a bassa voce, erano destinate inizialmente al nord e poi estese a tutto il paese nel 54. Consentivano alle aziende di compilare buste paga di differente peso, i più consistenti per gli operai che lavoravano nel vecchio triangolo industriale, Milano, Torino, Genova, dove il costo della vita era maggiore e più leggere altrove. Insomma, buste paga di diverso peso. Tuttavia, queste misure furono percepite come discriminatorie e così, in nome di uno slogan più ideologico che reale, salario uguale per tutti, furono le prime vittime del falò acceso dal sindacato con l'autunno caldo del 69. L'effettiva abolizione delle gabbie salariali avvenne solo nel 72, ma ormai il percorso era segnato. Da allora, come un torrente carsico, ogni tanto il tema torna alla ribalta. Si fa sempre più marcata la differenza di potere d'acquisto tra una città come Milano, ormai pienamente integrata nelle catene di valore delle grandi capitali europee, e Palermo, che sempre di più si sta svuotando di giovani che cercano opportunità di carriera e di stipendio fuori dalla Sicilia e appunto qui a Milano. Carlo Cottarelli, dal suo osservatorio all'Università Cattolica, ha provato anche a fare i conti, ha cercato l'equivalenza delle retribuzioni tra il sud, dove sono più bassi, e il centro-nord. Questo significa che ogni euro speso al sud ha un maggiore potere d'acquisto e quindi un valore reale superiore. Correggendo i dati in base alla parità di potere d'acquisto, il vantaggio del mezzogiorno sale a 2.297 euro pro capite. Insomma, il ritardo del mezzogiorno è solo apparente. Conti alla mano, la battaglia del sindacato per il salario uguale per tutti da fissare attraverso il contratto unico nazionale, rito supremo delle relazioni industriali, ha avuto risultati disastrosi. E così i ragazzi fuggono da Palermo perché hanno difficoltà a trovare lavoro, corrono a Milano, che è sempre alla ricerca di nuove risorse da inserire nel circuito produttivo, ma per sopravvivere sono costretti a fare grandi sacrifici. Con i stipendi fissati dal contratto nazionale è difficile campare. A Milano i lavoratori più poveri, i giovani, quelli con un titolo di studio meno elevato, gli operai, i lavoratori nelle imprese minori sono più poveri che nel resto d'Italia. Ed ecco perché, come raccontava il Corriere della Sera di ieri, è stata lanciata l'idea di un salario Milano, sulla falsariga di quanto accade a Londra. A proporre l'iniziativa è Tortuga, un piccolo centro studi cui fanno parte studenti, ricercatori e professori universitari. Spiegano che per le fasce alte di reddito Milano è regno di opportunità. Man mano che si scende, la città è una prateria dove si lavora tutto il giorno, esclusivamente per sopravvivere o poco più. E la contrattazione collettiva, totem del sindacato, non serve a niente. Milano, si legge nel report, è l'esempio principale di questa dinamica. Retribuzioni in linea con quanto stabilito dagli accordi di contrattazione che faticano sempre più a coprire il costo della vita. Così fissano un salario minimo di 8,3 euro come argine alla povertà,
Questa soglia, spiegano, è inferiore al salario medio milanese, ma i lavoratori single under 30 guadagnano meno. Conclusione: il salario minimo non è uno strumento per innalzare il livello retributivo dei lavoratori tout court, bensì una politica utile alla fascia degli occupati davvero più fragili. Insomma, un'iniziativa da non confondere con il salario minimo tanto caro al PD e 5 Stelle, una proposta respinta dalle imprese, il 68% delle piccole è contraria secondo un sondaggio del laboratorio lavoro dell'agenzia DN Kronos, ma anche dal buonsenso. 9 euro a Palermo hanno un valore, a Milano sono pesi leggeri. Un problema che riguarda soprattutto il pubblico impiego, in particolare la scuola. Infatti non è un caso che ogni anno formare le classi in Lombardia è un problema perché non si trovano insegnanti. Chi può resta al sud, dove il suo piccolo stipendio consente dignità, opportunità negata invece al nord. Così quest'oggi sul quotidiano La Verità: le buste paga al nord non bastano, parte la volata alle gabbie salariali. E voi cosa ne pensate? Io aspetto i vostri commenti. Scrivetemi 340 6709 659. Vi leggo molto volentieri. Abbiamo ancora qualche minuto prima del Qui Parlamento. Sì, un minuto ancora e faccio in tempo a leggervi. Naturalmente, a proposito di territorio, a proposito di autonomia, non posso far finta di niente, ragazzi, ma è vera sta cosa. Scrive Libero: Mattarella promuove l'autonomia. Pietro De Leo ci segnala che il capo dello Stato ieri, nelle zone colpite dal maltempo, ha ricordato che la nostra Costituzione è lavorista, personalista, autonomista e antifascista, il ruolo centrale degli enti locali. Sì, lo so, tu dici troppeista, ma ci ha messo anche autonomista, che forse vuol dire un po' più di responsabilità per chi governa i territori. E in Emilia-Romagna qualcuno ha governato decisamente male, dando poi la colpa a Roma. Ci sarà qualcuno che si prende un po' di responsabilità in questo bel paese, che ama e difende la propria terra tanto da richiedere l'autonomia? Qui al nord di regioni ce ne sono, aspettiamo il centro e il sud, chissà. Complimenti al Presidente della Repubblica Mattarella. Qui ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento Siorre e Siorri, qualche minuto con i nostri parlamentari e poi certamente subito alle 9 aprirò le linee allo 0292947222. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il 23 febbraio scorso di quest'anno, un gruppo di manifestanti in via Curtatore Montanara, che rappresenta una delle vie di accesso ad una delle piazze più importanti e più belle del mondo e che rappresenta un vanto per il nostro paese perché contiene la Scuola Normale Superiore di Pisa, un polo di eccellenza da un punto di vista scientifico, da un punto di vista umanistico e da un punto di vista anche di pensiero in generale e di insegnamenti. Questo gruppo di manifestanti ha cercato di travolgere con violenza, con sputi, con spinte e con impeto un presidio statico, fisso, fermo, immobile delle forze di polizia. Di fronte a questo tentativo di travolgimento, cosa è successo? Che le forze di polizia hanno reagito utilizzando i propri dispositivi. Scusate colleghi, però sto parlando di solidarietà alle forze di polizia, un minimo di sensibilità. Ci penso Scusate. io. Onorevole, per cortesia. Prego. Grazie Presidente. Ricapitolando, quel 23 febbraio di quest'anno un gruppo di manifestanti violenti ha cercato di travolgere un presidio immobile statico della Polizia di Stato, utilizzando metodi violenti descrivibili con semplici espressioni del tipo sputi, calci e spinte. Di fronte a questo gli agenti hanno reagito utilizzando i propri dispositivi di protezione individuali, ovvero lo scudo e la propria mazzetta distanziatrice. Di fronte a questo, è notizia di oggi che noi abbiamo appreso,
sono state recapitate esattamente 13 richieste di condanna a 13 poliziotti con 2 capi di accusa per ognuno di essi gravissimi: eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose. Ecco, di fronte a questo io non mi nascondo. Dico che queste indagini sono una vergogna per il nostro Stato, perché anziché andare ad indagare, anziché andare a processare quelle persone che si sono avventate con una forza intimidatoria nei confronti della polizia, che sono non persone normali o studenti come dice la sinistra, ma sono rappresentanti dei centri sociali che inneggiano ad Hamas e alla Palestina. E di fronte a questo cosa succede? collega. Che la magistratura avvia un'attività inquisitoria di questo tipo. È gravissimo ed è Onorevole gravissimo Donno, per favore, che onorevole il Donno. Movimento 5 Stelle provi ad impedire ad un deputato di quest'Aula l'esercizio del proprio diritto democratico a colpi di risate di effettuare un intervento a sostegno delle forze di polizia. Ancora una volta il Movimento 5 Stelle si toglie la maschera e si dimostra per quello che è, una forza contro la polizia di questo paese. E ritornando all'intervento di fine seduta, signor Presidente, e concludo, noi di fronte a questo tentativo di ribaltamento dei principi del buonsenso, secondo cui chi doveva farsi travolgere, chi doveva farsi umiliare, chi doveva farsi picchiare, dovevano essere quegli agenti che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita per garantire la nostra incolumità, anche quella dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, e noi staremo sempre dalla parte di questi ultimi e mai dalla parte di chi vorrebbe creare disordine nelle nostre città, nel nostro paese, utilizzando la tecnica del cavallo di Troia degli studenti, ma quando in realtà in quel cavallo di Troia ci sono soltanto dei rappresentanti violenti di centri sociali, i cui centri andrebbero chiusi assolutamente anche per legge. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio.
Avete capito che questa radio è diversa e anche questa rassegna stampa è diversa, una rassegna stampa che trasmette una canzone cristiana, Christian Music è questa, con Priscilla, una produzione di un grandissimo Maugeri che all'interno della Christian Music è veramente il top in Italia, una pace che non si spegne, esce proprio quest'oggi la canzone nuova di Priscilla, una voce esplosiva, energia da vendere, soprattutto un invito alla preghiera. 2 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno da Sammy Varin. Mi occupo di rassegna stampa in questo periodo storico. Tra poco sentirò le vostre voci allo 0292947222, ma sono ancora qui per ricordarvi qualche notizia interessante sul quotidiano Libero di quest'oggi che intervista Davide Casaleggio. Il movimento di mio padre ha iniziato a morire anni fa. Il figlio di Gianroberto dice Giuseppe subalterno al PD. L'impostazione è centralizzata soltanto su Roma e i territori dimenticati. Tra i due litiganti ne resterà soltanto uno, ma di elettore. Tutto cambiato. Futuro rispetto al Movimento 5 Stelle che conoscevo io è rimasto soltanto il nome, che andrebbe subito sostituito. Il movimento è cambiato. Così scrive Davide Casaleggio con l'intervista di Pietro Senaldi a pagina 3 di Libero. Ma che Libero quest'oggi è bello tosto tra gli argomenti. Allora lo sfogliamo velocemente. Meloni telefona al ministro e Fratelli d'Italia serra le fila, ma Ranucci minaccia. Abbiamo altro materiale, cioè capite che il governo vacilla perché Ranucci minaccia, mi viene da vomitare. E Bucci, candidato del centrodestra in Liguria, dove si vota questa domenica e questo lunedì, dice disgustato da report nel silenzio elettorale. La puntata, lo sapete, tutti a guardarlo, ma quando è domenica? Boh, io non l'ho mai visto. Avrà anche un servizio sull'inchiesta Toti. Il candidato del centrodestra dice non è il modo di fare delle democrazie. Già. A proposito di quello che succede al Ministero della Cultura, a pagina 5 di Libero, l'intervista di Fulvio Abbate. Giuli è un intellettuale, si dimetta per salvarsi. Lo scrittore racconta che il livello del governo è troppo basso, lo screditano perché usa termini normalissimi come infosfera, ma che ci piace anche, infosfera è una cosa carina. Egemonia, non bastano 10 anni. Giuli, nella lettera di dimissioni da ministro, dovrebbe scrivere non mi meritate. È così quest'oggi a pagina 5 di Libero l'intervista allo scrittore Fulvio Abbate che un pochettino si vede si ritrova in Giuli. C'è da considerare un dato umano. Giuli è una persona certamente con ambizione, ma pure con un tratto di timidezza quasi femminile. A me piace Giuli. Ha pensato che questa offerta fosse un riconoscimento alla sua intelligenza, l'offerta di fare il ministro. Lui però non ha registrato il lessico che avrebbe dovuto utilizzare, perché vede, al di là di Francesco Spano, che dice di aver assunto per competenza e che comunque si è dimesso, la maggior parte del discredito gli è giunto dal suo modo di porgere il discorso, usare termini come infosfera, pensiero solare, presupposto teoretico per un intellettuale è normale, ma lui non ha capito di parlare a delle nutrie. Nutrie, che capito? Che noi cerchiamo anche di farle fuori perché sono quelli che rovinano gli argini. Va bene, no, interessante e carinissima questa intervista a pagina 5 del quotidiano Il Giornale. Io apro le linee, dai, Davide, se arrivano chiamate passamele 02 9294 7222. Intanto l'Olanda ignora i veti UE e si prepara a rimpatriare pure gli immigrati siriani. Non ditelo ai nostri giudici, ok? Mentre l'Austria elegge il primo presidente di destra e dopo il caso Albania, Fratelli d'Italia supera il 30% dei voti. Intanto però anche la Lega ha guadagnato quasi l'1%.
Sono pronto con le telefonate, prima però, e dai, fammela vedere la donna pelosa. Guarda, se avete un TV, canale 252, cosa c'è? Fai la faccia schifata. Guardate sui social, guardate sul sito radiolibertà.net o sulla nostra app la campagna antidepilazione delle ascelle. L'attrice Tecla Insolia mostra le ascelle pelose sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, la battaglia pelosa delle femministe. E dai, ma non vi ricordate nel 99 Julia Roberts che si presentò alla prima londinese di Notting Hill senza depilarsi? I love you Giulia pelosa, ma come la volete la donna? 0292947222 o inviatemi un WhatsApp, dai, voglio la foto di un'ascella pelosa, la vostra però, e non da uomo però. 3406709 659. Ma cosa c'è di male? Qualche pelino gratta, è vero che gratta. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao, ma sono Marco da Mantova, Sammy. Buongiorno. Allora, dovessi tirare fuori, fare un jingle con più pelo per tutti, no? Più pelo per tutti, sì, è vero. Allora, 3 cose veloci, 3 almeno, spero di ricordarmele. 1, teniamo presente una roba. L'ONU non è più a guida occidentale. Perché? Perché ci sono più paesi nell'ONU che sono vicini alla Russia e i BRICS hanno un PIL che è superiore a quello occidentale. Prova a pensare, c'è dentro la Cina e l'India, che sono 2 paesi che corrono tanto. C'è dentro il Brasile e si stanno allineando con loro anche molti paesi del Medio Oriente. Quindi se noi pensiamo che tutti questi paesi si facciano dettare la linea ecologicamente corretta dall'Europa o dall'Occidente a guida Biden/Obama, abbiamo perso la guerra. Quindi ragazzi, non contiamo su queste cose. Le altre cose me le sono dimenticate, te le racconterò un'altra volta nel frattempo. Va benissimo perché ci ha ricordato che i BRICS puzzoni e pelosi fanno quello che vogliono e stiamo qui noi a fare tutti i fighettini, gnignero. 0292947222. Sì, aspetto. Più pelo per tutti, pelo a mazzette. Se mi voterete ci sarà giardini di pelo, parchi di pelo, tutto di pelo. E viva pelo! Pelo. C'è Davide che si è emozionato a sta cosa del pelo, lo ha colpito in modo particolare. Il pelo. Ta-da-ta-da. E anche quella, vi ricordate quando era vietata? Disperato erotico stomp di Lucio Dalla. Mamma mia, anch'io le prime volte che la trasmettevo dicevo, cazzo, se mi sento il padrone della radio, no? Ma anche adesso non la trasmette quasi più nessuno. Satira a senso unico, se Salvini ribatte i comici si arrabbiano, Luca e Paolo che frignano, perché Salvini gli ha pubblicato una cazzata che hanno detto che veramente non faceva ridere nessuno, fa ridere soltanto quelli di quella trasmissione. 0292947222, neanche loro secondo me. Pronto? Uela. Ciao Sammy, sono Mario, buongiorno a tutti. Ma hai fatto sentire Conte che parlava un attimo fa? Sembrava, è vero. Sì, sembrava Conte, più pelo per tutte, abbiamo tirato via la povertà in Italia, più pelo. Ma volevo dirti una cosa, a parte che a me non piace quel pelo che... come penso tutti ti restano in gola, a me non piace, ma comunque una cosa, restano in gola, signori, un po' di radio verità, veramente, ci stiamo, vai. Ma quel Ranocchio, come si chiama, quelli della trasmissione, ma io vedo che fa solo quelli di destra, di sinistra tipo l'Emiliano, quell'altro sindaco che è stato, che l'ha portato dall'Andrangheta, lì gli ha detto vedi che questo è fratello a me, quella. Con quelli lì non c'è mai niente, non trapela mai niente, solo e sempre su quelli di destra, sul coso. Mi sembra un po' strana quella trasmissione lì. Comunque va bene. Ciao signori, buona giornata. Grazie caro. È vero, però adesso siamo tutti qua che pendiamo dai labbroni di Ranucci. 0292947222, signori, sto per leggere i vostri WhatsApp, preparatevi, prima però pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Buongiorno.
Come al solito Marco da Mantova fa sempre delle analisi importanti, però io voglio dire questo. Sarebbe interessante alla nostra radio che invece di leggere tutta quella sbobba lì quotidiana di questo, di quell'altro, che se la tirano su delle stupidate, Giuli, non Giuli, è colpa anche del governo, perché per esempio al Ministero della Cultura ci sarebbe dovuto mettere uno per esempio come Claudio Srinati, che a me non mi ha mai regalato niente, ma un divulgatore culturale di primo ordine, e invece sono andati a mettere questo qui che non è né carne né pesce. E poi anche per esempio per quanto riguarda l'Emilia Romagna, io tempi non sospetti avevo letto il presidente dei geologi dell'Emilia Romagna, Angiolini, quindi una persona competente in quello, che aveva fatto una disamina perfetta di quello che è successo in Emilia Romagna, ed è stato messo il commissario Figliuolo, quello che si ringava tutti quanti, e come subcommissario è stato messo Li Bonaccini. Eccolo lì, questi sogni erotici del PD che poi diventano realtà. Sammy, ma i leghisti celoduristi la mettono ancora la canotta come l'Umberto? Questa è una provocazione, allora scusami Davide, mi alzo in piedi un attimo, vedete la mia bellissima felpa con i V-meter. Ecco qui la canottiera dell'Umberto, signori, ce l'ho, la canottiera. Grazie. Troppo buoni, grazie, però sentivo anche qualche fischio però, ma certo, e noi leghisti celoduristi abbiamo sempre la canottiera anche in pieno inverno, perché non si sa mai, tornasse l'Umberto, magari fa un'ispezione. Magari ci fosse il divieto del fumo, così mio marito smette una buona volta. Le sigarette elettroniche fanno più male di quelle normali. Proibire la droga, scrive Marisa. Brava! Questo governo continua con il pilota automatico, pioggia di soldi per armi, bonus e sprechi vari. E guarda, su questa roba sono d'accordo anch'io, sta roba delle armi non riesco più a sopportarla, però c'è il magna magna, ricordatelo, è tutto un magna magna, bisogna far parte del gioco e quindi se non gli dai più armi non farai più parte della ricostruzione, capisci? Penso io. Poi chiaro, sono le cose giuste, l'evasione fiscale in questo paese sembra non esistere, il futuro dei giovani sempre più precario con stipendi da fame a quota 41 sempre più un'illusione, lo Stato Chiesa che continua con le sue ingerenze e con i suoi loschi affari a influenzare le scelte dello Stato italiano guadagnando spudoratamente su tutti gli immobili senza nemmeno pagare una tassa. Che dire? Si sperava in un cambio radicale, invece la solita minestra. Che senso ha votare? Ferdinando, ha senso sì, perché sta cambiando lentamente, ma la cosa sta cambiando. E gli scossoni li vedete, provocano anche quello che il PD ci lancia quotidianamente addosso. Cacca. 0292947222, vietato fumare per strada in tutti i luoghi pubblici, in Giappone, in Cina, in Corea del Sud, niente fumo di sigaretta, fanno qualche altra fumata, però, ma non diteglielo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno Sammy, sono Dario, chiamo dalla provincia di Treviso. Prego. Due cose. La prima, solo quello che viene pagato tramite bonifico o POS o tracciato, insomma, può essere deducibile dalla dichiarazione. Esatto, in questo modo si discrimina chi non ha un conto in banca. Non c'è scritto da nessuna parte nella Costituzione che io sono obbligato ad avere un conto in banca. Ci stanno trattando da rane, ci stanno bollendo lentamente. Se avesse fatto il PD un provvedimento del genere sarebbero insorti, lo fa la destra e passa. Seconda cosa, le povere forze dell'ordine. A me le povere forze dell'ordine viene in mente quando con gli idranti sparavano sulla schiena a febbraio, acqua fredda, a 60-70 anni seduti per terra. Allora ogni provvedimento bisognerebbe valutarlo da tutte le parti, perché se adesso rafforziamo ancora di più
potere, tra virgolette, delle forze dell'ordine se ci dovessimo ritrovare in una situazione come quella dove arriviamo. Grazie, ti ascolto per radio. Grazie caro. Beh, rispondevano a ordini le forze dell'ordine e poi abbiamo visto insomma che qualcuno ha avuto parecchio da ridire su i manifestanti spruzzati via dagli idranti in quel di Trieste, e stiamo facendo un po' di luce. WhatsApp, devo ringraziare tantissimi che ci stanno scrivendo. Oh, se è la prima volta che scrivete, scrivetemelo, è la prima volta che vi ascolto, vi scrivo che siete dei bastardi, capito? 340 6709 659, che dopo io vi richiamo e vi ringrazio. Scherzi a parte, mi fa piacere quelli che mi seguono per la prima volta, che magari il collega gli ha detto: oh, senti quello lì dalle 7:30 alle 9:30 mentre vai in ufficio, Radio Libertà in DAB, senti cosa spara. Io non sparo niente, leggo soltanto i vostri quotidiani, qualunque battuta io dica ha un fondamento. Torniamo alle gabbie salariali, così odiate dai sindacati ma così giuste per i lavoratori. 0292947222. Pronto? Pronto Sammy? Buongiorno. Buongiorno, sono Mario, sempre in gamba, mi raccomando. Sempre. Allora Sammy, intanto l'ho già detto in questi 2 giorni, dirò per il terzo giorno consecutivo una cosa scorretta. Allora, nessuna solidarietà per l'Emilia Romagna, non me ne frega un cazzo, primo. E li ho spiegati questi 2 giorni perché. Allora, poi volevo andare a una cosa, ma possibile che un paese e un governo, cosa che non gli riuscirà nemmeno stavolta, perché la gente non guarda quello che c'è sotto il letto, giù, i borsa, quello che importa alla gente è che fa salire o abbassare i sondaggi di un partito, di una coalizione, è l'economia. E dovrebbero anche saperlo quelli di sinistra, perché il loro maestro Marx diceva che è l'economia che fa girare il mondo, tutto il resto cazzate, non gliene frega niente delle avventure sotto la lenzuola, o omofobia o transfobia. E allora uno deve dipendere da un Ranucci che è fratello di un alto papavero della finanza, e che un giorno gli disse, tu te lo ricorderai Sammy, al deputato Ruggeri, tanto io ho dossier su tutti, io lo so che ti fai di coca, va bene, questo sa tutte le intercettazioni e cose. È uno striano 2 Ranucci, è un personaggio molto potente che ricatta. Ecco, vorrei che tu lo sapessi e che la gente lo sapesse. Ti ringrazio, e tanto guarderemo tutti i report questa domenica, e prima o dopo essere andati a votare. Un nuovo caso che riguarda Giuli, scrive il Corriere oggi. Eh sì, lui risponde chiacchiericcio, l'anticipazione di report. Ranucci sa come usare i media, tutti con la lingua fuori. Meloni sente il titolare della cultura, il ministro tra voci di dimissioni e liquido amniotico creativo. Cicapeon, c'è nervosismo dentro Fratelli d'Italia, la linea della tregua è imposta dalla Premier, e insomma il Corriere fa capire che sempre questione, dico io, di caratura questi personaggi, o nel caso di Giuli, io lo amo, c'è troppa caratura, In Liguria vinceremo, va chiusa la stagione del sistema di potere. A parlare quello che pensa che siano 5 le province della Liguria. Sì, bravo, Andrea Orlando, candidato del PD. Loro per la decrescita, continuità con Toti, una stupidaggine. Questo è il candidato Marco Bucci del centrodestra, perché domenica e lunedì si vota in Liguria. Oggi comizio finale, urne da domenica, parata dei leader per sostenere Marco Bucci e Andrea Orlando. Per il centrodestra l'appuntamento è alle 16:30 all'auditorium dei magazzini del Cotone d'Oro Porto Antico, non è d'oro, Cotone Porto Antico, punto, dove sono attesi la Premier Meloni e i segretari di Lega e Forza Italia Salvini e Tajani, quello di Noi Moderati Lupi e di AP Bandecchi. Il centro-sinistra si è invece dato appuntamento al Teatro Politeama, dove arriveranno la leader del PD Schlein, quello dei 5 Stelle Conte, il tandem di AVS formato da Fratoianni e Bonelli, bella compagnia. Per le regionali urne aperte domenica dalle 7 alle 23 in Liguria, lunedì dalle 7 alle 15. Sono chiamati alle urne 1.348.000 elettori, 9 candidati alla presidenza con 570 aspiranti consiglieri.
ieri, e vinca il migliore. Sono ancora sul quotidiano Il Corriere. Gutierre ai BRICS, pace giusta, ma Putin tira dritto su Kiev, accetti la situazione sul campo. Il leader ONU in Russia criticato dagli ucraini, Cina serve la loro neutralità. Le perdite militari russe nell'invasione dell'Ucraina sono talmente gravi e l'avanzata così lenta che adesso Mosca deve ricorrere ai soldati della Corea del Nord per cercare di continuare l'offensiva. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Senni, complimenti. Grazie, la tua trasmissione, Sei la tua gentile. rassegna stampa mi piace molto, complimenti veramente. Gentilissimo. E poi dai la possibilità a tutti di parlare. Nulla, volevo solo sperare per domenica in Liguria che il centrodestra vinca di nuovo e che il centrosinistra con Orlando vada in qualche discarica, ecco, mandiamoli là. Vogliamo anche in Liguria una nuova vittoria del centrodestra. Ciao Senni, grazie di Grazie tutto. caro, la discarica però non si usa più, facciamo questi termovalorizzatori, ragazzi, persino il sindaco di Roma l'ha capita, li facciamo. Spari in centro a Napoli, ucciso a 15 anni, le cronache del Corriere, che poi fa un'analisi con Roberto Saviano, uno a caso, si muore tra i turisti mentre la camorra investe sui ragazzini. Ma che ne sa Saviano? Ci passa ancora da Napoli. Nei clan sempre più giovanissimi, il boomerang del decreto Caivano. Mi sembrava che non fosse colpa del centrodestra, la paranza dei bambini. E anche un film del 2019 diretto da Claudio Giovannesi, l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da... Dai, che indovinate? Dai! Roberto Saviano! La paranza è il termine col quale si intende in dialetto un branco di giovani pesci che la luce attrae in trappola nelle reti dei pescatori. E che io non riesco a capire che cosa mai c'entri poi col fatto che questi sparacchiano e tutti scappano e si abbassano. Ma non ci arrivo, giuro. Giulia, aiutami tu! Però... Ribadisco, ragazzi, io rimango esterrefatto che il sindaco di Napoli, naturalmente della Lega, resti esterrefatto. Io questa cosa è come Sala che dice che la violenza, no, Milano, ma no, è una sensazione, la sicurezza che non c'è, ma no, non è vero niente, ma meno gente che non c'è più nessuno che va ai carabinieri, perché vuol dire che nessuno ti ruba, nessuno ti violenta, nessuno... WhatsApp, ragazzi, mamma mia come sono indietro, chiedo scusa. Il grande Bossi era stato lungimirante, devo farti vedere ancora la canottiera, tiro su, era stato lungimirante a fronte delle gabbie salariali, solo che la Triplice non ne voleva sapere. Sì, cara Lori da Monza, tutto così. Da leggere in un minuto non ce l'ho, le donne pelose, ragazzi, oggi tutti quanti a controllare le ascelle della moglie o della fidanzata, ma le donne pelose vanno indicate con l'asterisco, caro Marco da Milano. Ci sono anche quelle, le donne pelose, e c'è la sorpresona finale. Da donna dico che anche gli uomini pelosi fanno schifo. Senti Raffaella, ma nessuno dice loro di depilarsi, mentre la donna è quasi obbligata a farlo. Non è una scelta, cara Raffaella. Ti parla il giornalista più peloso dell'etere, posso dirlo? Cioè sulla zucca manco uno, sul resto del corpo è proprio... No, vabbè, ci sono dei giovani che si depilano e devo dire non c'è niente di male. Come vi piace l'uomo? Lo volete peloso o depilato? Guarda che oggi Giulia in confronto è un pivello. Alta radiofonicità oggi. 34067096659 solo per donne questo sondaggio. Come lo volete l'uomo? Peloso oppure no? Anche degli uomini dobbiamo farci i peli sotto le ascelle. La canotta non la indosso, ma mi manca il professor Miglio. Bravo Paolo, è vero.
Oggi, per le garanzie che hanno sul lavoro, gli appartenenti alle forze dell'ordine sono da elogiare. Purtroppo non sono tutelati. C'è un potere giudiziario sottostante in mano a certe correnti politiche che condiziona negativamente l'operato dei poliziotti carabinieri, anche della nostra vita. Spero che questo governo riesca a invertire la rotta attuale imposta da questo governo ombra di centrosinistra. Pertanto va sostenuta l'attuale maggioranza. Mauro il filosofo. Ciao Sammy, come sempre si vieta, si criminalizza una pianta stupenda e piena di proprietà mediche, non si punisce chi si droga, chi produce droga, gli ignoranti la vietano, bastonano invece chi coltiva la canapa, che è un ottimo ammendante per i terreni, una pianta che elimina l'inquinamento nel suolo, oltre a migliaia di proprietà fitoterapeutiche. Per questo ognuno dovrebbe coltivare la canapa per il proprio benessere. Dacci l'indirizzo che ti mandiamo alla polizia. Buongiorno, cosa significa che solo pagando con i POS si può detrarre? Se paghi in contanti e una fattura come ricevuta non sono considerati soldi pagati? Attenta che ci stanno lavorando su questo fronte. È una vergogna, o forse perché vogliono controllare se qualcuno fa fatture false. Non possono usare la gente onesta per i loro controlli? Buona giornata da Pina. Marilla da Caspoggio, in una delle ultime manifestazioni antigovernative riportate in TV è stato inquadrato un carro armato di cartone. Nessun magistrato si è preso la briga di incriminare per attività sovversiva, solo ai veneti è riservato questo trattamento. Dai tempi di Venezia sul campanile questi si sono fissati poi. Molte attività commerciali inventano che il macchinario del pagamento in contanti non funziona, costringendo il cliente a usare la carta di credito. Stanno portando il popolo a non avere certezza sui propri risparmi e capire di essere controllati su tutto, perdendo la libertà come nei paesi dittatoriali. Se la Russia ha perso così tanti uomini, non oso pensare quanti ne ha persi l'Ucraina, che ne aveva già pochi perché sono scappati tutti qui. Della difesa della loro patria gliene frega proprio niente. Ancora, 25 ottobre, giornata mondiale del più pilu per tutti. Angelo di Venezia. Dimenticano Sammy, ma lo stanno scrivendo tutti. Più pilu per tutti. Achille peloso. Volevo rispondere a quelli di Teleradio ascoltatori. Sì, è vero, hanno sparato con degli idranti a degli inermi manifestanti. Chi era al governo ieri oggi? Che al governo c'è la destra, i poliziotti sono inermi, la carica viene dai manifestanti. Meno male che quello di oggi è un governo fascista e quello di ieri. Grazie a voi signori. Mi fermo, tra poco liberamente con Sallusti e poi le sue interviste e poi l'auto da fè di Giulio Cainarca, ma io alle 11:30 oggi per l'esattezza ritorno in onda. Grazie. Avete ascoltato la rassegna stampa. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi.